Presidente, ecco oggi una riunione con i vari comuni del CDA dell'AICA per evidenziare alcune problematiche importanti per il futuro stesso della società e anche per la salvaguardia dei diritti dei cittadini. Sì, l'Assemblea è stata convocata in via d'urgenza per discutere di quelle che sono le problematiche di AICA. Innanzitutto il primo aspetto che viene discusso è quello dell'affitto del ramo di azienda che è stato fatto alla curatela fallimentare. Vi è stato un rinnovo per 3 mesi, però chiaramente dopo i 3 mesi AICA dobbiamo fare di tutto per essere indipendenti e quindi per chiudere questo rapporto con la curatela fallimentare ed essere totalmente autonomi. Il punto in realtà più importante all'ordine del giorno è senza dubbio rappresentato dalla criticità finanziaria. È chiaro che continuiamo ad avere forti problematiche in materia di liquidità, quindi ancorché l'azienda cominci a funzionare bene, ad operare sicuramente nel rispetto di criteri economici, però dal punto di vista finanziario abbiamo fortissime criticità e quindi oggi i soci devono affrontare questo problema e soprattutto ci aspettiamo a breve delle soluzioni come dire, anche esterne. Vi è stata una modifica, un emendamento all'ARS dell'attuale legge che prevede la famosa erogazione straordinaria di 10 milioni di euro, però ad oggi nessun centesimo è arrivato nelle casse di AICA e quindi anche questo ulteriore problema deve essere assolutamente affrontato e risolto. Poi altri temi di particolare rilevanza, dobbiamo trovare una nuova sede, quindi a breve, quindi oggi si discuterà anche della possibilità di individuare una nuova sede. Le problematiche relative al Consorzio Tre Sorgenti, non riesco a comprendere perché il Consorzio Tre Sorgenti continui a non cedere le reti nonostante ci siano delle sentenze che obbligano il Tre Sorgenti a cedere le reti, quindi come Presidente di AICA ma come Sindaco, anche socio del Consorzio Tre Sorgenti, continuo a non capire queste resistenze da parte del Consorzio a cedere le reti e quindi a rispettare non solo la legge ma anche una sentenza. Quindi un'assemblea importante che dà voce a tutti i sindaci e che speriamo si concluda con delle risposte ai diversi interrogativi che in questo momento caratterizzano la nostra azienda. Presidente, ecco spesso ci arrivano in redazione numerose telefonate che manca una interlocuzione circa eventuali rotture, perdite, insomma mancanza di servizi. Come pensate di ovviare a questa, defiance? Ma sicuramente ci sono tante rotture e confermo che al momento diversi interventi di manutenzione devono essere effettuati. In realtà lo sportello di AICA è sempre aperto, quindi le segnalazioni possono essere fatte direttamente ad AICA, però io ritengo che ciascun comune, quindi anche noi sindaci, insieme ai nostri uffici tecnici, dobbiamo interfacciarci con l'utenza. Ad esempio nella mia cittadina come siamo anche noi che cerchiamo di raccogliere diverse segnalazioni e quindi programmare degli interventi insieme ad AICA. Voglio rappresentare che AICA ha sottoscritto delle convenzioni con i comuni, quindi i comuni possono operare nelle more di una totale efficienza di AICA, possono operare direttamente individuando ad esempio un'impresa e poi sarà AICA a rimborsare i costi di questi interventi, quindi questa potrebbe essere una prima soluzione. Però devo dire che la maggior parte delle difficoltà sono legate al fatto che molte imprese si rifiutano di lavorare con AICA perché sono creditrici dell'ex Girgenti Acque e quindi riusciamo a trovare imprese, ditte che effettuano anche spurghi, abbiamo questo tipo di problema. Purtroppo questa società sta scontando tantissimi problemi che sono legati alla gestione precedente di cui tutti conoscete la genesi e la fine, se fine c'è stata. Il problema dell'incasso delle bollette, anche questo è un tema che spesso viene portato avanti. Avete chiarito questa vicenda perché spesso la gente vuole pagare ma non può pagare? No, questo è un problema già risolto. La prima bolletta in acconto che è stata inviata a tutti i cittadini è stata già pagata al 70% degli agrigentini, quindi abbiamo al momento un coefficiente di riscossione del 70% che è relativo alla prima bolletta, quindi ritengo che c'è stata un'importante risposta dei cittadini. Peraltro
insieme alla prima bolletta di AICA è arrivato anche il saldo della curatela fallimentare che ha mandato delle bollette, quindi diciamo, la risposta dei cittadini c'è stata e quindi ci aspettiamo che sul secondo invio, adesso diciamo, le bollette verranno inviate agli utenti secondo quanto previste, secondo la periodicità prevista dall'ARERA, quindi già ci aspettiamo che dalla prossima bolletta si raggiunga un coefficiente di riscossione dell'80-85% per arrivare poi entro la fine dell'anno, speriamo, a dei coefficienti vicini al 100%, quindi devo dire che la gente al momento sta rispondendo bene, però di quei soldi delle bollette delle utenze al momento non sono bastevoli, ecco perché era necessario quell'intervento, quell'erogazione straordinaria della Regione Siciliana. Con gli stipendi siete in linea? Gli stipendi sono stati pagati al momento, gli stipendi di settembre e ottobre. Io direi che possiamo dire che siamo in linea, perché ricordiamoci che è un'azienda che è nata dal nulla. Altre realtà similari, i primi stipendi vengono pagati dopo 7-8 mesi, quindi il fatto che già siano stati assicurati 2 mesi di stipendio penso che sia un segnale importante. Poi è chiaro che prima o poi gli stipendi debbano essere pagati, come è giusto che sia, ai lavoratori regolarmente, però al momento siamo riusciti non solo ad assicurare un servizio al cittadino, perché ricordiamoci che se non avessimo fatto AICA si rischiava che saltasse il servizio idrico integrato, ma al momento abbiamo anche dato la possibilità ai lavoratori di continuare a lavorare. Quindi direi che dei ritardi negli stipendi al momento sono accettabili tutto sommato, visto che abbiamo salvato per il momento questi posti di lavoro.